Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. A Messina i funerali di Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa con 30 coltellate dall'ex compagno. Duomo gremito di gente per dare l'ultimo saluto all'ennesima vittima di femminicidio. La figlia, ti darò giustizia. Rientra l'allerta meteo in Sicilia dopo il passaggio del vortice Iolina. Danni nel Messinese. A Mottacamastra è crollata una strada isolando il centro abitato. Nuove intercettazioni sull'inchiesta mafia e sanità. Iacolino, durante un incontro con il boss Vetro, gli raccomandava di non contattarlo via messaggi. Domani i vertici dell'ASP di Messina saranno ascoltati dai magistrati palermitani come persone informate sui fatti. Dopo le polemiche e le interrogazioni parlamentari sulle esercitazioni dei mezzi della Marina americana sulle Madonie, arriva il chiarimento della Commissione Difesa della Camera. Non c'è nessun rischio di guerra. Forte esplosione nel centro di Catania. Malviventi fanno saltare lo sportello bancomat dell'ufficio postale di via Dottor Consoli, ma la cassa era vuota. A Gela un nuovo furto colpisce una parrucchieria aperta da pochi giorni. È il terzo episodio ravvicinato ed è caccia alla banda. Ad Agrigento studenti e genitori del liceo musicale Empedocle tornano in piazza. Distacchi d'intonaco, infiltrazioni d'acqua e lavori di messa in sicurezza mai partiti. Calcio in Serie C, William Viali è il nuovo allenatore del Catania. Per l'ex tecnico di Cesena e Ravenna, contratto fino a giugno del prossimo anno. Domani mattina la presentazione alla stampa e poi il primo allenamento. Bentrovati. In apertura il femminicidio di Messina questo pomeriggio, i funerali di Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni che è stata uccisa il 10 marzo scorso dall'ex compagno. Duomo gremito di gente e poi le parole dure della figlia, ti darò giustizia. Sentiamo il servizio di Francesco Triolo. Silenzio, lacrime e commozione nel Duomo di Messina. L'ultimo saluto a Daniela Zinnanti, la cinquantenne uccisa lunedì scorso a coltellate dal suo ex compagno. La cattedrale è gremita di gente, un dolore composto, quello dei familiari, in prima fila il figlio Gaetano e la figlia Roberta, ma poi tanti amici, parenti, tanti cittadini che si sono uniti tutti insieme in un momento di tragedia che ha coinvolto e ha scosso tutta la città di Messina. Un raccoglimento composto tra preghiere e silenzi, ma anche un momento di riflessione. Durante l'omelia l'arcivescovo Giovanni Accolla ha invitato a non dimenticare, a non lasciare che questa tragedia scivoli nel silenzio. Perché il tuo sacrificio sta diventando per tutti noi una opportunità, un richiamo, una catechesi, una testimonianza di evangelizzazione, quasi a dire che senza che tu te ne sei accorta, oggi sei per noi una icona di una relazione nuova con Dio e di relazioni nuove tra di noi. La tua morte non inutile, ma capace di fecondare la vita di una comunità, quella nella quale hai vissuto, di una famiglia alla quale hai donato la tua vita. Il dolore, ha detto l'arcivescovo, si trasformi in un appello a fermare la violenza, a proteggere le donne, perché la storia di Daniela non resti solo cronaca, ma diventi un impegno per tutti. Adesso il maltempo. Rientra l'allerta in Sicilia dopo il passaggio del vortice Iolina. Danni nel Messinese, a Taormina e Mottacamastra, dove è crollata una strada isolando il centro abitato. Luca Ciliberti. Dopo 2 giorni di piogge intense, ampiamente annunciate, si allenta la morsa del maltempo in Sicilia orientale. Il sistema di protezione civile riduce il rischio di allerta, che torna verde su tutta l'isola, tranne che nel Messinese, dove permane qualche criticità per tutta la giornata di mercoledì. Le perturbazioni delle ultime ore hanno comunque causato danni e disagi. A Mottacamastra, nel Messinese, è crollato un tratto di strada provinciale 6 che conduce all'ingresso del centro abitato. Il muro di contenimento è ceduto trascinandosi dietro un pezzo di strada che adesso è impraticabile. L'unico collegamento al momento percorribile per entrare e uscire dal paese è una strada comunale sulla quale non possono passare i mezzi pesanti e neppure quelli di soccorso. Grande attenzione nelle zone già colpite dal ciclone Harry, dove sono state poste protezioni a sostegno dei lungomari da Furcisicolo a Santa Teresa fino a
comuni del Catanese, Riposto, Acireale e Acicastello. Paura a Taormina nella notte, in pieno centro storico, a Porta Messina è crollata improvvisamente una vecchia abitazione ubicata all'apice di via San Pancrazio. La casa era disabitata da tempo e dunque non si sono registrati danni alle persone. La zona è al momento transennata e si stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'area. Difficoltà con le isole minori, sospesi gli aliscafi con le isole Eolie, problemi anche per chi viaggia dalle Pelagie. Intanto a Niscemi il Comitato Evento Franoso ha presentato una serie di emendamenti al decreto legge. Al centro delle modifiche richieste ci sono indennizi, libertà di scelta e tutela della proprietà. Gerri Italia. Dalla gestione dell'emergenza alla richiesta di giustizia, a Niscemi, dopo la frana che ha colpito abitazioni e famiglie, si apre ora il fronte delle regole. Il Comitato Evento Franoso ha avviato l'invio di una serie di emendamenti al decreto legge del 27 febbraio 2026, rivolgendosi a esponenti politici di maggioranza e opposizione. Proposte che nascono direttamente dall'ascolto dei cittadini colpiti. Al centro il tema degli indennizi. Secondo il Comitato, i ristori non possono essere calcolati sui valori OMI, spesso inferiori ai prezzi reali di mercato. Si chiede quindi una valutazione basata su perizie asseverate e una soglia minima di 1.500 euro al metro quadrato. Chiediamo che questa cifra inoltre venga elargita in maniera liquida ai cittadini, di modo che essi possano essere liberi appunto di fare una vita, ricominciare una vita dove più desiderano, dove meglio desiderano. Inoltre chiediamo che il suolo acquisito gratuitamente secondo il decreto legge venga invece valorizzato e valutato a parte, così come a parte chiediamo un indennizzo per l'80% dei mobili e gli oggetti di pregio. Intanto sul piano tecnico si lavora alla messa in sicurezza del territorio, dalla riorganizzazione della rete fognaria e idrica alla realizzazione di opere drenanti e di contenimento, interventi illustrati dagli esperti della protezione civile e del mondo accademico, chiamati a gestire una frana considerata di particolare complessità. Il treno 5491 ha investito un furgoncino che era rimasto intrappolato sui binari tra le due sbarre di un passaggio a livello tra Pirato e Dittaino nell'Ennese, posto in curva con scarsa visibilità. A bordo del treno 50 viaggiatori, nessuno è rimasto ferito, l'autista del mezzo era riuscito ad allontanarsi in tempo, sospesa per ore la circolazione ferroviaria. E invece è stata riaperta l'autostrada A20 Messina-Palermo dopo il maxi tamponamento di questa mattina. Nessun ferito grave, ma 80 i mezzi coinvolti. Marco Gullà. È stata riaperta al traffico l'autostrada A20 Messina-Palermo dopo il maxi tamponamento che ha coinvolto un'ottantina di veicoli all'interno della galleria Villafranca tra gli svincoli di Milazzo e Rometta Marea. Il maxi tamponamento era venuto lungo la corsia in direzione Palermo. La riapertura è stata comunicata dal Consorzio Autostrade Siciliane che gestisce l'A20. Oltre 80 i mezzi coinvolti, una galleria trasformata in una trappola, chilometri di coda. È successo tutto intorno alle 8:45. In pochi istanti auto, furgoni e mezzi pesanti si sono scontrati uno dopo l'altro in una carambola impressionante. Scene complesse per i soccorritori. Sul posto i vigili del fuoco hanno operato senza sosta all'interno della galleria in uno spazio ristretto tra lamiere accartocciate e mezzi da mettere in sicurezza, mentre la polizia stradale si è occupata della gestione dei rilievi della viabilità. Numerose le ambulanze del 118 che hanno assistito i feriti, per fortuna non gravi. Ancora da accertare l'origine del tamponamento. Torniamo a parlare adesso dell'inchiesta mafia e sanità, perché emergono nuove intercettazioni. In alcune si sentiva a Iacolino durante un incontro con il boss Vetro che gli raccomandava di non contattarlo via messaggi. Tutto veniva intanto registrato dagli investigatori che hanno sequestrato all'ex manager della sanità telefoni e pendrive. Domani intanto i vertici dell'ASP di Messina saranno ascoltati dai magistrati palermitani come persone informate sui fatti. Simona Mazzone. Emergono nuovi particolari dalle carte dell'inchiesta Mafia e Sanità condotta dalla Procura di Palermo, in cui sono coinvolti Salvatore Iacolino, ex dirigente regionale e per pochi giorni alla guida del Policlinico di Messina, l'imprenditore Carmelo Vetro, titolare della clinica di riabilitazione Arcobaleno, e il dirigente regionale Giancarlo Teresi, questi due già in carcere per presunti pagamenti illeciti negli uffici dell'assessorato alle infrastrutture. Gli investigatori stanno analizzando telefoni, computer e pendrive sequestrati agli indagati. L'inchiesta ha ricostruito mesi di contatti tra Iacolino e Vetro, imprenditore legato alla mafia di Favara, e ha evidenziato come il manager della sanità regionale avesse sollecitato i vertici dell'ASP messinese per favorire l'autorizzazione della struttura sanitaria Arcobaleno.
E le intercettazioni inchioderebbero proprio Iacolino. Non mi scrivere al telefono, avrebbe detto a fine gennaio, dopo 6 mesi di messaggi e incontri con Vetro, persino all'assessorato alla sanità, come scrive il quotidiano La Repubblica. Mancavano pochi giorni alla sua nomina al Policlinico di Messina. Vetro temeva un mancato accreditamento per la pratica dell'arcobaleno, poi arrivato, Iacolino lo rassicurava. Le intercettazioni hanno svelato le pressioni di Iacolino sui dirigenti dell'ASP per sbloccare quella pratica. Per questo mercoledì i vertici dell'ASP di Messina, il direttore generale Cucci e quello amministrativo Gnotta saranno ascoltati dai magistrati palermitani come persone informate sui fatti. Mentre giovedì i legali di Iacolino presenteranno ricorso al Tribunale del Riesame per ottenere il dissequestro dei 90.000 euro in contanti trovati nella sua cassaforte. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 10 anni per voto di scambio politico-mafioso inflitta in primo grado all'ex deputato di Forza Italia Salvatore Ferrigno. Secondo l'accusa, l'esponente politico, candidato alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana del 2022, avrebbe accettato la promessa del mafioso di Carini, Giuseppe Lo Duca, di procurargli i voti in cambio di soldi e dell'impegno a soddisfare gli interessi dei clan. Lo Duca ha scelto invece l'abbreviato e la sua condanna a 11 anni è ormai definitiva. Dopo le polemiche e le interrogazioni parlamentari al Presidente della Regione Siciliana e al Ministro Crosetto sulle esercitazioni dei mezzi della Marina Militare sulle Madonie, arriva il chiarimento della Commissione Difesa della Camera. Sentiamo Luca Ciliberti. Polemiche e riflettori accesi sull'atterraggio dei 2 elicotteri militari dell'esercito americano nel Parco delle Madonie in Sicilia. Le immagini dei velivoli della US Navy hanno suscitato stupore, soprattutto perché in coincidenza con un periodo di tensioni internazionali altissime in Medio Oriente, con la base militare di Sigonella che risulta strategica nello scacchiere internazionale. Sulla questione fa chiarezza il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo. Intanto sulle competenze è importante, dice, chiarire anche che i voli militari, compresi quelli degli assetti alleati che operano da Sigonella, si svolgono nel pieno rispetto della sovranità nazionale. Avvengono infatti nel quadro degli accordi internazionali e sotto il coordinamento delle autorità italiane competenti per la gestione dello spazio aereo, a partire dall'aeronautica militare. Allo stesso modo queste attività rientrano nelle competenze dello Stato. Le amministrazioni locali, quindi comuni, enti parco o regioni, non sono normalmente destinatari di comunicazioni preventive sui voli o sulle esercitazioni militari. Infine, sul timore di essere teatro di un conflitto bellico. Se davvero fossimo di fronte alla preparazione di operazioni militari sensibili, difficilmente tali attività verrebbero documentate o diffuse con un post pubblico sui social della stessa US Navy. La regione siciliana tira avanti nella vicenda della revoca della concessione della spiaggia di Mondello. Senza aspettare il pronunciamento del TAR sul ricorso della italo-belga esclusa dopo 116 anni, è stato pubblicato il nuovo bando per la spiaggia attrezzata nel 2026, ma la vicenda resta ancora avvolta nell'incertezza. Manlio Viola. La regione siciliana prova a salvare la stagione balneare 2026 a Mondello. È stato pubblicato ieri sera il bando rivolto agli operatori che dovranno offrire i servizi nell'arco di 90 giorni fra giugno e ottobre di quest'anno. Ogni soggetto potrà ottenere al massimo 3 dei lotti messi a concorso. Nel giro di poche ore, nella giornata di ieri, la regione ha prima adottato e pubblicato il decreto che divide il lungo litorale di Mondello in 19 porzioni, rispecchiando le indicazioni del piano di utilizzo del demanio marittimo predisposto dal comune ma ancora in bozza. Di queste 19 porzioni, 13 sono destinate alle balneazioni con servizi offerti dai privati, mentre 6 sono destinate a spiaggia libera e servizi ricreativi o sportivi. Qualche ora dopo la definizione del piano provvisorio d'uso è stato pubblicato il bando di gara, ma l'avviso di selezione contiene una clausola di salvaguardia. Se la Mondello Immobiliare Italo-Belga, gestore della spiaggia per 116 anni e fino al mese scorso, dovesse vincere il ricorso al TAR contro la decadenza, stabilita sempre con decreto alla regione, o anche ottenere la sospensiva, il bando diventerebbe nullo. La sfida adesso è trovare almeno 4 soggetti diversi disposti a investire nell'incertezza più assoluta di un bando che potrebbe decadere in qualsiasi momento, e sapendo che la concessione ottenuta sarà solo provvisoria, valida per appena 3 mesi. E restiamo a Palermo perché battaglia sui social per chi realizzerà la vampa di San Giuseppe più alta, ma RAP e forze di polizia lavorano alla rimozione delle cataste di legno. Sentiamo.
Sui social è una vera e propria sfida a chi farà la vampa più alta. In vista di San Giuseppe, i quartieri popolari di Palermo si preparano alla vigilia, appunto, del 19 marzo, quando tradizionalmente vengono incendiate le cataste di legno. Un'abitudine rischiosa, soprattutto perché le fiamme possono raggiungere anche i piani bassi delle abitazioni. Ecco allora che la RAP è al lavoro da giorni per rimuovere le tonnellate di legna accatastate in diversi punti della città. L'obiettivo, con il supporto delle forze dell'ordine e della polizia municipale, è quello di evitare il peggio. Tutte le persone per bene che si sono stancate di essere ostaggio di comportamenti barbari che con la scusa della religiosità o della tradizione rischiano di creare tanto di quel danno alla città che è incalcolabile. Negli ultimi giorni, inoltre, alcuni operatori RAP allo Zen sono stati minacciati e aggrediti verbalmente, tanto da dover lavorare sotto scorta. E allora, con una nota anche ironica, l'auspicio dei vigili urbani è questo qui. Spero che domani piova a valanga, così risolveremo automaticamente il problema. Me lo auguro non solo io ma tutte le persone per bene. Maxi operazione tra le province di Enna e Messina contro una truffa ai danni dell'Unione Europea. I carabinieri per la tutela agroalimentare, su disposizione della Procura Europea, hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 1.400.000 euro nei confronti di 10 imprenditori agricoli. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero dichiarato falsamente attività di pascolamento su terreni non idonei o comunque senza i requisiti previsti, ottenendo così indebitamente fondi pubblici, un meccanismo che avrebbe permesso di eludere le verifiche e certificare attività mai svolte. E c'è una notizia intanto dell'ultima ora: 2 rapinatori che indossavano maschere di carnevale sono entrati in azione questa sera nel centro commerciale Ciclopi di Acireale. Hanno fatto esplodere, siamo in provincia di Catania, hanno fatto esplodere 3 fumogeni e poi hanno spaccato, utilizzando una mazza, la vetrina di una gioielleria, razziando preziosi e orologi per poi fuggire a bordo di una moto. Sul posto polizia e carabinieri per i primi accertamenti. Ma non è l'unico caso che vi raccontiamo, perché invece la notte scorsa in centro città a Catania i residenti si sono svegliati per una forte esplosione. Dei malviventi hanno fatto saltare lo sportello bancomat dell'ufficio postale di via Dottor Consoli, ma la cassa era vuota. Sentiamo. Sono rimasti a bocca asciutta i ladri che questa notte avevano puntato l'ATM dell'ufficio postale di via Dottor Consoli a Catania. Un vero e proprio assalto con esplosivo che ha distrutto completamente la struttura. Erano già passate le 3 quando nel silenzio della notte si è sentita in zona un'esplosione. I banditi sono riusciti ad aprire la cassaforte del banco posta, ma all'interno non c'era denaro. Sono rimasti solo i danni inquantificabili al momento. Sportello e vetrate dell'ufficio postale sono saltati. All'interno il locale è completamente distrutto e danneggiato anche lo stabile soprastante. L'esplosione ha provocato la rottura dei vetri di una veranda esterna e qualche bruciatura sulla facciata. L'ufficio postale è collocato in una zona centrale abitata della città, eppure i malviventi non si sono arresi davanti alla possibilità di essere visti da una pattuglia delle forze di polizia o da qualche residente che avrebbe potuto chiamare subito i soccorsi. E d'altro canto non si aspettavano che tutto il denaro contante fosse già stato prelevato, lasciando le casse completamente a secco. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i poliziotti delle volanti della questura di Catania che indagano sull'accaduto. All'attenzione degli investigatori anche le telecamere della videosorveglianza della zona. E a Gela invece è caccia ad una banda di ladri, l'ultimo colpo in una parrucchieria. Un masso contro la vetrina, il rumore del vetro che si infrange e poi l'irruzione. Ancora una volta a Gela il copione è identico. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 6:25 del mattino, quando una parrucchieria aperta da appena una settimana è stata presa di mira con la tecnica della spaccata. Pochi istanti per entrare, arraffare attrezzature e il denaro presente in cassa e poi la fuga. Le immagini di videosorveglianza interna hanno ripreso tutta la scena. Un uomo agisce con rapidità e sicurezza, movimenti che fanno pensare a qualcuno già entrato in azione in episodi analoghi. È il terzo
furto in poche settimane con modalità sovrapponibili. Prima il colpo a un centro scommesse in via Venezia, poi quello a una pasticceria a pochi metri di distanza, ora la parrucchieria. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe dello stesso autore dei colpi precedenti. All'esterno, come già ipotizzato in altri casi, ad attenderlo ci sarebbe stato un complice, stavolta non visibile a causa dell'assenza di telecamere esterne nella zona. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale insieme alla polizia scientifica, che ha effettuato tutti i rilievi e acquisito le immagini della videosorveglianza interna del locale. Una sequenza ravvicinata che evidenzia un'azione mirata con obiettivi concentrati nella stessa area e tempi di esecuzione sempre molto rapidi, in appena 8 minuti, dentro e fuori, con estrema velocità. Per le titolari dell'attività colpita appena avviata il bilancio è pesante: danni alla struttura, attrezzature sottratte e l'impatto immediato sull'attività. I foni, piastre, i foni che ho usato. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dei colpi, ma il cerchio intorno alla banda inizia a stringersi sempre di più. Ad Agrigento, studenti e genitori del liceo musicale Empedocle tornano in piazza. Distacchi di intonaco, infiltrazioni d'acqua e lavori mai partiti. La sicurezza della sede di Calcarelle resta un'emergenza. Davide Sardo. Sale la tensione ad Agrigento. Davanti alla prefettura gli studenti del liceo musicale Empedocle tornano in piazza e al loro fianco scendono anche i genitori, chiedendo risposte immediate sulla sicurezza della sede di Calcarelle. I ragazzi non possono più svolgere la normale quotidianità che si dovrebbe svolgere al musicale. Molte materie di indirizzo non possono essere svolte perché il tetto è pericolante, perché ci sono fili scoperti, perché ci sono infiltrazioni d'acqua, l'acqua che proprio gocciola sulla testa dei ragazzi. Lavori annunciati a fine febbraio ma mai partiti, mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza quotidiana degli studenti. Il presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, ha assicurato interventi a breve per le infiltrazioni, mentre resta aperto il confronto con il comune di Agrigento sulla titolarità dell'immobile. Noi non siamo proprietari della nostra struttura, noi siamo soggetti a lavorare, a studiare in condizioni che sono al limite. La mobilitazione non si ferma, studenti e famiglie pronti ad andare avanti finché non arriveranno risposte concrete. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco per parlare delle ultime che riguardano il Catania. Vi aspetto. Bentornati, adesso il calcio. William Viali è il nuovo allenatore del Catania. L'ex tecnico di Cesena e Ravenna ha firmato infatti un contratto fino a giugno del prossimo anno e sarà presentato domani mattina. Francesco Triolo. È arrivato ieri sera intorno alle 21 all'aeroporto Fontanarossa e oggi William Viali è pronto ad iniziare la sua nuova esperienza come allenatore del Catania. È stato chiamato dopo l'esonero in Mimmo Toscana e toccherà a lui cercare di dare una scossa e gestire il gruppo preparandolo ai playoff, nuovo obiettivo del club dopo l'addio ormai scontato alla promozione diretta. Hanno pesato i 12 punti di distanza dal Benevento sull'esonero di Toscano, ma soprattutto il rapporto che si è rotto e deteriorato con il club dopo la partita col Sorrento a Potenza. Poche parole, più di circostanza, la felicità di essere a Catania, l'importanza della piazza e poi l'appuntamento alla prima conferenza ufficiale. Questo il primo William Viali, quindi via verso la sede per incontrare i dirigenti e firmare il contratto che lo legherà al Catania sino al giugno 2027. Con lui c'era anche il suo vice Cottapava. Da domani il via al lavoro sul campo con la squadra per preparare la prossima partita contro il Casarano, programmata per lunedì sera. Viali ritroverà nel Catania giocatori come Di Tacchio, Caturano e Forte, che ha già allenato nelle precedenti esperienze, l'ultima con la Reggiana. Cambierà qualcosa anche dal punto di vista tattico, probabilmente con una difesa a 4 e con un atteggiamento anche più offensivo, più vicino alla porta avversaria. E in vista di Catania-Casarano, in programma lunedì sera al Massimino, il prefetto ha disposto la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai residenti nella provincia di Lecce. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti.
Ancora ben trovati. Prima di chiudere, su disposizione del Tribunale dei minori di Palermo sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera i 20 minori non accompagnati e 3 bambini con le loro famiglie che si trovavano a bordo della nave Sea-Watch 5 dell'omonima ONG. L'operazione è avvenuta al largo delle coste di Campobello di Mazara nel Trapanese, dove si trova appunto la nave. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.